Eder. Mech. Pallister. Giorno, caro Eder. Ci eravamo promessi di sentirci dopo quarto grado, e quindi eccoci qui, insieme ai tuoi followers. Sul caso Lilly, avete visto che ieri si è parlato con Fineschi. E lo stesso vi ha reso evidente la modalità di aggressione, tornando anche sui suoi passi. Avete sentito che ha parlato di manipolazione forte sul collo di Lilly, e ciò non lo disse prima di ieri, ma ieri è tornato sui suoi passi, sposando la nostra tesi sulla manipolazione forte del collo, ma vi è di più in merito, e non è stato detto ancora da nessuno Eder. Come da titolo, parleremo oggi di labbra e baci. Siete pronti a seguirci anche oggi? Se lo ritenete, aiutateci con i vostri commenti costruttivi ed anche critici, perché sono veramente graditi a noi. Allora partiamo dal bacio, sinonimo di amore e sentimento positivo. Ancora una volta Sebastiano conferma a Nuzzi che lui ben crede ad un incidente, ma non in auto o moto. Ma come? Conseguente atteggiamento fisico di chi aggredisce Lilly e gli sfugge di mano la cosa. Nello stesso tempo, però, il labbro non riceve alcun bacio questa volta, ma un litigio importante che prevede l'uso del gomito e l'azione di soffocamento da parte del terzo. Oggi vedremo meglio perché si è arrivati a ciò nella nostra ipotesi, perché le novità di oggi sono una vera bomba e rimarrete di stucco. Come già sapete, il labbro ottiene la lesività, perché durante la pressione del collo la persona movimenta bocca e labbra per cercare ossigeno. In quel momento parte lo sfregamento del labbro e della stessa lingua, che vengono pressate. Ciò non lo avresti mai se ti suicidi mettendoti un sacchetto in testa, ovviamente. Invece si ottengono quando a soffocarti è un esterno e terzo soggetto, con grande forza e di sesso maschile. Il movente non può che essere duplice, sia economico che sentimentale, ma ne parleremo in parte finale al video di oggi. Prima vogliamo parlarvi di un'altra lesività presente al retro orecchio, per ora poco nominata, ma esiste. Ebbene, tenetevi forti, perché siamo i primi a parlarne in Italia a voi. Tale lesività esiste perché è frutto di una torsione ed è la conferma che c'è stata la torsione senza se e senza ma. Poi, a completamento del momento difensivo, la Lilly riporta anche la lesività al sopracciglio, nel momento in cui rovina per terra, perché le lesività prima citate avvengono in piedi, mentre quando rovina per terra riporta quella a sopracciglio e la lesività alla tempia laterale che un aggressore non può darti. In piedi, ecco come vedete noi. E Fineschi sappiamo com'è è avvenuto il litigio. Qual è la conseguenza dell'aggressione? La rovina per terra, poi la volontà di inscenare un suicidio, per non avere colpe sulla morte di Lilly. Adesso vediamo altro sul dopo. Ed i moventi? Ebbene, come sappiamo mancano le chiavi principali, mancano poi anche i codici dietro il quadro. Sappiamo anche che si sapesse dei denari di Lilly e della sua vita agiata. Inoltre lei si fidava solo di chi conosceva e se entra in dialogo lo fa solo con chi conosce, ciò partendo da una salita in auto o moto o altro. A noi interessa sempre il dopo e vuole la presenza di un conoscente avanti, lei che la segue. Vuole litigare e vuole vincerla su un dato economico, oppure sentimentale. Non può essere un caso che manchino le chiavi principali eppure l'oro addosso, tra cui la catenina ricevuta dalla madre. Il terzo è quindi interessato a denaro, oro,
chiavi di casa? Ragionate con noi se fosse un estraneo. Perché prendere le chiavi di casa principali, in cui c'erano anche chiavi ulteriori di cui allora sapeva il terzo, una che si suicida perché butterebbe le chiavi, non ha senso. Ha senso invece per il terzo che conosce quelle chiavi. Signori belli! Parliamoci chiaramente, tutto parte dalle chiavi e dai codici. Il conoscente ha saputo ed ha litigato su ciò. Ovviamente anche il fatto che Lily volesse andare via da Claudio ha inciso, ma le chiavi mancanti solo il punto di forza della vicenda. Perché non lasciarle in borsa? Bastava prendere solo quella che interessava e apriva qualcosa. Oggetto di denaro. Poi rimettevi le altre in borsa. Ed invece no. Il terzo prende tutto il mazzo e commette l'errore proprio lì. Poi svuota di altro per inscenare il suicidio. Sappiamo com'è andata. Le chiavi sono collegate ai codici del quadro, a denaro, a qualcosa che il terzo non sapeva e scopre da alcuni giorni proprio quando Lily vuole andare via da casa. Giorni in cui lei ha lasciato Sebastiano, giorni in cui lei non è serena ed ha riposto già la fede a casa. Quel giorno lei ha delle preoccupazioni importanti e vedrà il terzo che l'ha seguita per parlare con lei di denaro e sentimenti, labbra e baci terminati con il bacio della morte. Sì, il bacio della morte, o meglio di Giuda, perché siamo convinti che il terzo conoscente abbia tradito come Giuda la Lily, per motivi economici ed anche sentimentali. Non pensiamo solo a Sebastiano però, l'indagine è a 360 gradi qui. Attenzione, dobbiamo soffermarci su ciò che manca in borsa e non su ciò che hai trovato dentro. Non seguiamo lo staging, perché ci porta sulla strada sbagliata. Cerchiamo cosa manca. Quindi le chiavi, perché solo esse non si trovano al pari di altro. Solo le chiavi con il ciondolo. Ciò perché essere sono la cosa più importante al pari dei codici. Ciò non deve stupirci, perché il litigio è economico ed ha a che fare con le chiavi. Il dato sentimentale è di secondo piano. Da ciò appare chiaro che quelle chiavi non verranno usate per entrare in casa, perché saresti visto, ma una di esse apre in altra situazione distante dalla casa, in uno all'uso dei famosi codici. Adesso andiamo oltre. Lily era solita usare codici con Claudio, quindi avvezza a tale modo per non far scoprire qualcosa, quindi nello stesso modo userà dei codici cifrati che nasconde dietro il quadro e di cui non parla Sebastiano. Nuovamente il fine è lo stesso, ovvero non far sapere al marito. Questa volta il dato non riguarda Claudio, si tratta di denaro e lo comunica al fratello perché ha paura in merito. E se lei non ci fosse stata, avrebbero trovato i codici. Questi codici sono scomparsi, ma anche le chiavi. Ciò sta a significare che viaggiano in coppia, che parlano a vicenda tra loro. Stare attenti adesso. Sergio ha capito, anche Claudio, che si è saputo dei codici e del segreto di Lily. Il terzo l'ha saputo in quei giorni soltanto ed ha agito contro Lily. Bene, adesso la bomba delle bombe, signori. Siamo i primi in Italia a dirvi ciò. L'aggressione su Lily avviene per prenderle le chiavi. In quel mazzo c'è una in particolare che interessa e serve al terzo per fini economici. Aprirà qualcosa. Il litigio riguarda quelle chiavi. Il terzo non sapeva quanto fosse importante una di quel mazzo. Non sa quale, quindi per questo prende tutto il mazzo. Lui vuole essere sicuro perché vuole aprire il mistero di Lily, di cui è venuto a sapere.
Ciò perché Lilly l'ha confidato a pochi da poco, per questo mai prima ebbe problemi. Ma dopo aver confidato i codici del quadro, si è saputo ed anche che tali non bastavano, perché era necessaria la chiave. Ma quale? Ecco il perché del litigio ed aggressione. Dammi la chiave, Lilly, ma lei non volle, ha combattuto ma poco perché è stata vinta. Poi presero le chiavi. Dopo mancarono anche i quadri e scomparirono i codici dietro. Tutto, come vedete, è ben collegato. Tutto perché noi signori non siamo dei fessi, non ci facciamo prendere in giro dai terzi. Ripetiamo oggi che siamo alla svolta del mistero di Lilly e la chiave è decisiva come pochi pensano. Ma noi abbiamo capito da tempo, vero Eder? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.